Allora Chiara, un parere su questa vittoria di campionato della tua squadra in questa splendida stagione? Sì, allora questa stagione è stata tanto bella, era il mio primo anno a Vittorio ed è stato un anno bellissimo. Il campionato è stato un po' un alto e basso perché abbiamo avuto un periodo un po' no, però abbiamo ritrovato la strada giusta dal torneo di Arco di Trento e quindi sono molto contenta anche dell'ultima partita che abbiamo fatto oggi. Ecco, dicevi proprio quel periodo, dopo le 10 vittorie consecutive, un attimo di calo, qualche disattenzione che può anche starci in una stagione. Comunque, per quanto riguarda magari il tuo ruolo, che è stato anche decisivo in molti momenti del campionato. Mi piace aiutare la squadra come posso e quando posso ed è sempre un piacere anche perché loro aiutano me e io aiuto loro quando posso. Dal portiere passiamo all'attacco con Giovanna Coghetto, un'impressione su questo campionato vinto alla grande. No, sono felicissima e sono state grandiose le ragazze e niente, ci godiamo questa vittoria del campionato perché ci siamo allenate tutta la stagione per raggiungere questo risultato e quindi ora che l'abbiamo raggiunto non ci resta che festeggiare. Hai fatto un sacco di gol anche te, più di qualcuno anche bello. Come ti sei trovata ovviamente bene in questa squadra, cosa ci puoi dire? No, mi sono trovata benissimo, le ragazze sono fantastiche e le volte che ho giocato con la Juniores insomma ho cercato di dare il massimo e di aiutare la squadra a portare a casa la vittoria e quindi sono felice e niente, sono fantastiche e le ringrazio. E ora ci saranno le fasi nazionali di questa competizione, ovviamente Giovanna Coghetto ci sarà. Sì, ci saranno le fasi nazionali, quindi ci prepariamo bene in questo mese alle fasi e speriamo nel senso il nostro obiettivo è quello di raggiungere sempre il massimo, quindi speriamo di vincere. Ora passiamo al centrocampo, anche se il capitano qui ha giocato molto anche in difesa, un parere su questa vittoria del campionato? Allora, sicuramente la vittoria del campionato era uno degli obiettivi che ci eravamo predisposti a inizio stagione, a fine agosto, e penso che tutte abbiano lottato fino alla fine per raggiungere questo obiettivo, sia noi più vecchie tra virgolette, sia le comunque allieve che sono venute a darci una mano parecchie volte, dimostrando che comunque sono pronte per il prossimo anno, insomma. Diciamo che c'è stata una fase magari dopo le 10 vittorie consecutive dove c'è stato un attimo di calo, e lì come l'avete gestita? L'obiettivo era quello comunque di continuare a vincere perché sapevamo che il mister ci ha motivate, ci ha detto che comunque se volevamo appunto raggiungere questo obiettivo dovevamo continuare a vincere, a far bene e abbiamo dimostrato comunque di essere un grande anche gruppo e quindi sì, abbiamo portato a casa questo campionato. Ultima ma non ultima con Ilaria Mella, protagonista diciamo assoluta magari per questi 32 gol in campionato. Sì, 32 gol non sono per niente pochi, soprattutto anche perché non abbiamo fatto moltissime partite, però questi 32 gol sono merito della squadra, delle mie compagne che mi hanno sempre servito, mi hanno sempre dato una mano e mi hanno sempre incitato, cosa che io ho sempre cercato di fare anche verso i loro confronti. E sono molto contenta ovviamente perché e ringrazio soprattutto loro. Saranno scommesse in ballo con il papà, diciamo così, ampiamente superata perché lui puntava ai 20 gol ma tu hai dimostrato che hai fatto molto di più. Sì, inizio campionato mio padre per stimolarmi abbiamo fatto una scommessa in cui io, se riuscivo ad arrivare a 20 gol c'era un premio e essere arrivata a 30 lui non ci credo neanche io a dire il vero, 32 però sono contenta, sono riuscita ad esprimere il mio meglio in tutte le partite. Allora Laura Tomasella, mister al primo anno in panchina, questa esperienza come maturata alla fine bellissima perché vincere il campionato il primo anno non è da tutti. Sì, sono molto soddisfatta del risultato che abbiamo ottenuto e è stato un campionato diciamo ben giocato già dall'inizio. Abbiamo sofferto nella parte centrale, però i punti che abbiamo accumulato nella parte iniziale e poi verso la fine ci hanno permesso di vincere insomma lo scontro contro il Venezia che alla fine è arrivato secondo. E sono soddisfatta perché comunque sono state partite molto entusiasmanti e abbiamo fatto molti gol
subiti non tantissimi, quindi il risultato è stato quello, insomma, che ci eravamo prefissi all'inizio della stagione. Ecco, come hai raccolto la squadra dopo le 10 vittorie consecutive? Perché sicuramente è stato semplice da lì in poi. Sì, non è stato semplice anche perché le 10 vittorie sono venute prima della pausa invernale. Dopo la pausa invernale, dove siamo state ferme 2 mesi, abbiamo fatto un po' di fatica a ringranare i meccanismi che avevamo un po' lasciato fermi per tutto quel tempo durante l'inverno, insomma. Quindi non è stato facile proprio quella parte lì di campionato a fine gennaio, inizio febbraio, dove abbiamo dovuto riniziare dopo 2 mesi di sosta, e lì abbiamo perso qualche punto di troppo, insomma. Però alla fine, insomma, quello che volevamo ottenere l'abbiamo ottenuto e sono molto soddisfatta. Ecco, Laura Tomasello, cosa lascia in eredità questa squadra, anche se ovviamente c'è da affrontare la fase nazionale, la prossima stagione non si sa ancora come potrà andare. Comunque torniamo proprio su quella domanda, cosa lascia Laura Tomasella a queste ragazze? Io spero di avere trasmesso un po' della mia esperienza, di quello che ho vissuto durante le stagioni in cui ho giocato e quello che ho imparato dai vari allenatori, insomma, che ho avuto. E comunque sono state molto brave le ragazze, hanno fatto quello che chiedevo a inizio partita in molte delle partite durante il campionato. Alcune volte naturalmente, insomma, non è andata come si sperava, però diciamo che mi hanno ascoltato e i risultati, insomma, sono arrivati.